Da Papa Francesco, nella festa dei Santi Pietro e Paolo, gli auguri a Benedetto XVI per i 70 anni di sacerdozio e un appello perché Roma sia accogliente e vivibile. Sentiamo Enzo Romeo. Festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. Francesco, che di Roma è vescovo in quanto successore di Pietro, fa un augurio speciale alla sua città. Sia vivibile e accogliente, che nessuno sia escluso, che i bambini e gli anziani siano curati, che ci sia lavoro e che ci sia dignitoso, che i poveri e gli ultimi siano al centro dei progetti politici e sociali. Il Papa in carica omaggia a quello emerito nel giorno in cui Benedetto XVI festeggia i 70 anni di sacerdozio. Il contemplativo del Vaticano, lo definisce Francesco, che spende la vita pregando per la Chiesa. Grazie per la tua testimonianza credibile. Grazie per il tuo sguardo continuamente rivolto verso l'orizzonte di Dio. Durante la messa in Basilica la consegna dei palli, le stole simbolo di unione al Papa, li hanno ricevuti 34 nuovi arcivescovi, tra loro quello di Napoli, di Bari, Reggio Calabria, Siracusa e Agrigento. A loro il monito di Francesco. Solo una Chiesa libera è una Chiesa credibile. L'emergenza rifiuti nella capitale, si cerca una soluzione provvisoria per liberare le strade dall'immondizia.